Licata non particolarmente bello ma che balla e conquista altri 3 punti portandosi a +9 dal Due Torri e ipotecando sempre più il passaggio in Serie D. Ieri al Comunale di Palma gli spettatori non hanno assistito a una delle migliori prestazioni da parte della formazione di Mister Napoli, ma ciò che conta alla fine dei 90 minuti di gioco è la sostanza più che la forma e le 2 reti di Giovanni Di Somma hanno portato i gialloblu al 20° risultato utile. 11 iniziale diverso da quello visto nelle ultime gare, confermati anche stavolta dal primo minuto Fagone, Semprevivo, Armenio e Pira. Piangente torna a prendere il posto di terzino, al centrocampo non si toccano Grillo e Butticè, esterni Mustafa e Iannello, in avanti Di Somma insieme a Petrolà per la prima volta in campo dal primo minuto. Le Aquile scendono bene in campo, al quarto è già gol ad opera di Mustafa, ma il direttore di gara, il signor Mamamma Ali, palermitano d'adozione, annulla la rete perché Petrolà si trovava in posizione di fuorigioco. Al 10° minuto ci pensa il fantasista Di Somma ad animare la partita, ritrovandosi da solo con Presti, calcia un pallone non molto preciso anche se il guardiapali palmese ha bisogno di indietreggiare per recuperarlo e salvare momentaneamente il risultato. Dopo 16 minuti Giovanni Di Somma ci prova nuovamente dalla distanza e questa volta non c'è scampo per Presti, è la rete dell'1-0 per il Licata. Al 40° è Grillo ad impegnare il portiere avversario, ma questa volta Presti si supera e para un pallone degno di nota. Inizio ripresa dai toni pacati, c'è spazio anche per qualche marcatura da parte dei padroni di casa che impegnano Fagone con un tiro di Pinto che viene spedito in corner. Mister Napoli rimescola un po' l'11 iniziale e sostituisce Petrolà per Bernardo, Piangente per Pecoraro, dopo alcuni minuti anche Iannello per Uniemi. Ed è proprio grazie a Bernardo che si concretizza il bis di Giovanni Di Somma, servito dal capocannoniere del girone, un assist che Giovanni Di Somma riceve. Presti non arriva sul pallone e cambia il risultato in favore del Licata. Passano i minuti e si alternano anche i ruoli. All'85° è Di Somma a servire Bernardo che però non calcia bene la sfera. Termina la partita e si può andare tranquillamente a pranzare, anche se le Aquile una buona pietanza l'hanno già custata, una pietanza dal nome Vittoria.